Sono riprese questa mattina le operazioni di rimozione di 3 delle imbarcazioni spiaggiate nella zona dei Cavallini a Rapallo, in prossimità dell'hotel Rosa Bianca. I lavori, portati avanti da 2 ditte piemontesi altamente specializzate, con l'ausilio di SUB, Capitaneria di Porto e Polizia Municipale per la parte relativa a sicurezza e traffico, consistono nella bonifica del carburante residuo, nell'imbragatura della barca, nella sua rimozione dalla spiaggia e nel successivo posizionamento sul bilico che ne garantirà il trasporto via terra. Chiusa questa fase, occorrerà proseguire il maxi lavoro di rimozione dei natanti affondati e danneggiati sulla passeggiata e all'interno del porto, iniziando dalla parte pubblica, ossia appunto dal lungomare di Rapallo. Stiamo lavorando su 2 fronti perché abbiamo la necessità di rimuovere i relitti presenti sia nella parte del porto pubblico che dalla parte del porto assentito in concessione al porto Carlo Riva, quindi parliamo di quell'area. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che i relitti ovviamente vengano rimossi nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le condizioni meteomarine e rispetto alle condizioni di sicurezza, ma nel dover individuare delle priorità sicuramente la priorità è quella di liberare il più possibile gli accessi pubblici, evidentemente. Quindi in funzione della mappatura che è stata fatta e che è in corso di definizione, verranno congiuntamente alle ditte incaricate individuate delle priorità in maniera tale da procedere speditamente, garantendo appunto un sistema che funzioni e che sia continuo, che non debba essere interrotto se non dalla presenza di condizioni meteomarine avverse. In questo momento il porto è aperto? Assolutamente sì, come primo provvedimento con la collaborazione del comandante del porto che è qua accanto a me abbiamo deciso di fare che cosa? Di far effettuare una video ispezione ai fondali da parte del nostro nucleo sommozzatori, quindi della Guardia Costiera. Questa video ispezione ci ha consentito di individuare un canale d'accesso sicuro e quindi individuare anche le zone dove erano principalmente concentrati, io li chiamo ostacoli alla navigazione, siano essi relitti piuttosto che porzioni di diga che sono crollati a seguito dell'evento del 29 ottobre. E una volta fatto questo, cosa abbiamo fatto? Con ordinanza abbiamo indicato a tutti qual era la via d'accesso sicura, in maniera tale da far sì che, compatibilmente con la situazione in atto, il porto non fosse totalmente pregiudicato. E questo è ciò che sta consentendo quindi un'accessibilità, ancorché ridotta, anche alle titolari di unità da diporto che non sono stati direttamente coinvolti dalla mareggiata.